Buongiorno, innanzitutto buongiorno, sono Leonardo da Salemi, scusate il fiatone, come vedete stavo lavorando qui nella mia azienda grazie agli amici che mi sono venuti a trovare di Marsala, Alberto Lipari. Io sono interessato a trovare una ragazza di Trapani e provincia sui 30 fino ad arrivare a 39 anni, 38 massimo, non di più. Ecco, per riformarmi una famiglia come è giusto che sia. Sono figlio unico e ho una casa a Salemi, anzi due paia di case, una di mio padre giustamente e una è mia, ma un giorno giustamente saranno tutte e due mie. Ecco, quella attuale la potete trovare anche su Facebook, ci ho fatte pure le foto della mia azienda di qui, di Fontana Bianca, Borgesate, Baronia, sia il vigneto che dell'Oliveto pure. Ho un profilo Facebook pure Dino Ferro Salemi, potete andare benissimamente a visitare e chi di voi potrà contattarmi benissimamente lo potrà fare, sia su Facebook sia a livello telefonico. Allora, io sarei interessato a trovare una persona seria, onesta, di buona famiglia, ecco, che sia disponibile un giorno a trasferirsi se andiamo d'accordo giustamente, o per una convivenza o anche per un matrimonio a Salemi. Ecco, perché giustamente io ho sia il lavoro anche a Salaparuta, che come faccio di Salemi Salaparuta andare a Marsala o a Mazara o Trapani, chiunque luogo sia nella provincia di Trapani. È un trasporto molto lungo e andare, venire. Si tratta di una macchina che cancella ogni 2 anni. Allora, chi di voi veramente è intenzionata a telefonare lo può fare benissimamente, e chi aggiungere che sia una ragazza con i piedi per terra, che sappia soprattutto sopportarmi, perché io sono buono, bravo, gentile, amoroso, affettuoso, comprensivo, sono una persona molto comprensiva, però so un carattere, come ho detto prima, ho un carattere particolare, cioè ho fin dalla nascita un carattere ribelle. Ecco, non odio le prepotenze, ecco, ne parlo anche un po' di me pure. Odio le prepotenze, non mi piace, non mi va, mi piacesse trovare una famiglia, ecco, alla comunità, affettuosa, alla mano, amorosa, ecco, come vorrei dire pure, alla portata di mano, ecco, di tutti i giorni. E cosa di dire più? Io mi piace la montagna, mi piace il mare, mi piacciono qualsiasi divertimento, possibile, però amo le cose semplici pure al tempo stesso. Cosa dire pure? Sono un tipo romantico, coccolone, molto serio, amo essere amato e coccolato al tempo stesso pure, come faceva pure la mia ex compagna che non c'è più. Che mi dava tanto affetto, tante coccole pure e tanto amore come io davo anche anch'io pure. Cosa dire più? Che sono
sono un gran lavoratore, come avete visto. Vedete, qui è un'azienda di Siracche che è attorno a 6.000 metri quadrati. L'agricoltore si sa purtroppo, non naviga nell'oro, ma neanche ha morto mai di fame, come si dice, e manco né lui neanche la sua famiglia. E giustamente si tira avanti come è giusto andare avanti, economicamente parlando, e tutto il resto. Cosa aggiungere? Che basta con sono cristiani, diciamo, di basso livello, cristiani che ha senza discorso, a mezza testa, come dico, una ragazza che sia molto seria, una ragazza, diciamo, di casa, una ragazza che io non ho bisogno di una badante. Vorrei fare ora citare un discorso che un poco di mesi fa, che l'ultimo video che ho fatto, che non avevo neanche la forza di parlare, visto che quello che mi era successo, che mi ha telefonato di Trapani e quellamente dice scusa, dice, tu sei Leonardo, io ho capito che tu hai bisogno non più di una donna, più una badante. Io non ho bisogno di una badante, io ho bisogno di una persona che faccia giusto il suo dovere in casa pure, come lo faccio io, a mantenerla pure. Ecco. Il discorso, ora ritorniamo anche sul mio discorso. Io sarei, diciamo, intenzionato, come ripeto, a trovare una ragazza che sia veramente d'oro, come si dice, che vivere con lei per il resto dei giorni. Ecco, io ho 39 anni, io spero diciamo di... Allora, come stavo dicendo, così chiudiamo il discorso. Io sarei interessato di una ragazza possibilmente single, da 30 ai 38 anni, che sia, diciamo, sistemata, brava, come ho detto già poc'anzi, il resto già l'avevo detto. Dunque, chiunque di voi che sarebbe interessata può chiamare a questo numero di sopravvessione. Dimenticavo che mi raccomando, qualcuno è malintenzionata, che sia sfasata di cervello, come schizofrenica oppure malata di mente, che non abbia tanta solamente la voglia solamente di scherzare, e di scherzare non ho voglia, ho intenzione seria, diciamo, di formarmi una famiglia, se c'è quella giusta, diciamo, che ha intenzione. Il resto già il numero è sopra impressione, chiunque mi può contattare sia su Facebook che Dino Ferro Salemi, piccolo imprenditore agricolo, o qui su Stranamore, siamo siciliano, il numero è qui sotto, ecco. Dino Ferro vi saluta, ciao. Oh yeah!